Che autunno sarebbe stato senza Ghetto in Fiore? L'ormai tradizionale manifestazione del florovivaismo euganeo è tornata nel cuore di Padova domenica 13 ottobre. Promosso da CIA Agricoltori Italiani, Ghetto in Fiore è l'evento più colorato di questa storica zona del capoluogo. Fiori, piante e squisitezze coltivati in provincia si contendono le attenzioni dei cittadini in un'intera giornata di profumi e bellezza. Oggi viene inserita la valorizzazione dei nostri prodotti, oggi siamo in Ghetto in Fiore e quindi valorizziamo le piante e i fiori delle nostre aziende florovivaistiche e ricordo il nostro distretto di Saonara, uno dei distretti più quotati a livello nazionale per quanto riguarda questa produzione. Più avanti avremo anche la valorizzazione dei prodotti agricoli, quindi la valorizzazione dei prodotti, la valorizzazione degli agricoltori è strategico per quanto riguarda CIA ma per quanto riguarda il comparto agricolo. Edizione numero 25 per un evento che sa mettere d'accordo tutti, florovivaisti, cittadini e commercianti, contando su 2 versioni annuali, in primavera e in autunno. Ghetto in Fiore si è ormai configurato come un appuntamento classico nella vita del centro storico. Ecco che questa è un'occasione quindi per fare una bella sinergia tra quelle che sono le produzioni locali, le produzioni anche del mondo agricolo che arrivano dalla nostra provincia e i commercianti che tengono vivo questo spazio molto bello e suggestivo della città tutti i giorni dell'anno. Ma tra le bancarelle dei professionisti non si sono trovati solo fiori e sapori. Grazie alla collaborazione tra CIA Padova e l'ILT, questo appuntamento ha saputo coniugare tipicità del territorio e salute. Con la LILT e la CIA si è creato un bel connubio, è stata edita questo ricettario della salute che prevede appunto in forma pratica la ideazione e la modalità di eseguire determinati piatti che siano validi proprio per portare e mantenere la salute. Un'edizione attenta alla salute, insomma, e non solo quella delle persone. Da sempre, Ghetto in Fiore fa bene anche ai commercianti dell'antico quartiere cittadino, che beneficiano del passeggio che un evento di richiamo come questo attira nelle belle vie del centro. La sinergia che si è creata con CIA fa sì che questo sia un appuntamento che i padovani attendono, conoscono e attendono. I commercianti ne traggono beneficio perché comunque porta un movimento un po' diverso comunque nel quartiere e quindi ecco che hanno l'occasione di farsi conoscere anche da un pubblico che non sempre è detto che venga a passeggiare e quindi a spendere diciamo proprio nel ghetto.